Ciao imbrottiti, oggi sono a San Pietro in provincia di Padova con il buon Pigo che sta controllando il traffico. Oggi cercheremo di insegnarvi cosa non fare su Facebook, ma anche cosa assolutamente fare grazie a una bellissima storia tutta veneta. Pigo! Pigo! Siamo qui all'Aurora SRL con Levio Mattia e Levio Loris. Loro si occupano di vendita di veicoli industriali scarrabili o scarabi. Ma sapete chi è sto signore qua? Ve lo ricordate questo cassonetto che era dietro a un sacco di camion che vedevate nelle pubblicità facendo zappi nelle reti venete? Tutto rosa, Levio Loris, raccolta differenziata carta e cartone. Eccolo, è proprio lui. L'oggetto della discussione di questa storia incredibile che ci racconterà, che è successa solo 2 giorni fa, è proprio questo, che rappresenta il loro pane quotidiano. Come tutte le mattine, a vergere due tutti quanti i camion, appena arrivo vedo che manca un blocco. Ciao papà, faccio papà, ma sono stati andare da... Fa, no. E ho ricacciato il camion. Da subito abbiamo fatto denuncia ai carabinieri e per fortuna mi è anche venuto in mente di dire utilizziamo Facebook, che è un'arma molto importante, vediamo se i veneti riescono a aiutarmi, e da subito ho fatto il post. Ecco qua foto del camion, la targa e tutto quanto, e da lì è partita una roba allucinante. 4406 condivisioni. Tutti quanti pronti ad aiutare, lanciare segnalazioni. Dopo qualche ora, verso l'una, ci abbiamo usato sempre tramite Facebook. Ma trovare, ho visto il camion a Isola della Scala, siamo subito i carabinieri per vedere se effettivamente sarebbe il camion, e fortunatamente è stato trovato subito. Infatti a bocca aperta cosa puoi fare un profilo Facebook se usare nel modo corretto. Sono orgoglioso di essere veneto, perché se non fosse stato il gruppo dei veneti chissà dove sarebbe sto camion. Te crolla un attimo il mondo, perché te lavori tutti i giorni, ti si copre a parte dello skate, ti svegli già se lunedì mattina, per cui già quello è difficile. Più te vedi anche che ti sparisce un camion. In un post come fai a riconoscere se il tuo era falso o vero? Una roba distinto, proprio una roba del panza. Infatti mi pare che all'inizio avevo sbagliato anche qualche verbo, qualcosa. Ma ti sei accorto solo che dopo che ti ritrovi il camion, però era uno mail, ma lo scrivi in italiano. Ringraziare tutti quanti quelli del gruppo Tessi Veneto Se, e mi ringrazio a morire per sta roba.